Dovrà sfilarla dalla testa del re. Buonasera e benvenuti allo Sport City. L'ultima partita della seconda giornata di Serie A della Lega Calcio a 8 si affrontano Roma Calcio a 8 GSA ed Eurobet Palermo. Roma Calcio a 8 che ha un conto in sospeso con l'Eurobet e anche ai playoff, ma attenzione qui a Succi che la mette in mezzo, poi arriva il tocco, pallone che rimane lì, non riesce a concludere però. Poi Maschietti, si fa vedere Succi sullo stesso out, l'appoggio però in mezzo per Poli, poi lo scarico, prova Sestili il tiro, la deviazione di Depray che in due tempi la fa sua, può salire il numero 6, l'appoggio è per Succi che ha un buon dribbling, su di lui va Galassi, riesce poi a servire Sestili che si coordina e qui poi l'intervento di Depray. Pressato da Fagioli, sbaglia, allora la Rosa riesce a servire Tubani che salta un giocatore, pallone sul destro, ancora Tubani, pallone alto però, primo squillo del numero 7, questa volta Tubani contro tutti, prova a ripartire il numero 7, ancora Tubani, pallone sul destro, vicinissimo al palo, che squillo del numero 7. Chiama il pallone a Faola che controlla col petto, buono il servizio per Sestili che può coordinarsi, colpisce però Garofolo, da lì poteva essere pericolosissimo il numero 10, rimane lì la sfera, tutto regolare, ancora Sestili, il tocco nell'angolino, non si butta Depray, è l'1-0 per la Roma Calcio a 8, Cinico il numero 10, controlla e la schiaffa alla sinistra del portiere, è il vantaggio per la Roma. Fischia adesso il direttore di gara, l'appoggio è per Cioccari che va al tiro, da lontanissimo, impegna Depray. Fermo così Ale. Ancora in attacco la Roma, questa volta cerca il cross in mezzo, pallone che rimane lì, arriva il gol di Pettinari, un tiro cross e qui forse anche l'ingenuità della retroguardia dell'Eurobet, il doppio vantaggio della Roma Calcio a 8. Sta conducendo per adesso la Roma Calcio a 8 2-0 contro l'Eurobet, ancora secco di gol. Intanto ne vuole un altro Giannini che cerca la conclusione, Depray, pallone che rimane lì e arriva anche il 3-0 per la Roma Calcio a 8 e questa volta è andato in gol con il numero 14 Stefano Pettinari per la punizione. Parte adesso Tubani, palla che filtra, rimane lì, poi la fa sua Goletti e su questo calcio di punizione termina il match. Debutta con una vittoria la Roma Calcio 8 GSA 3-0 sull'Eurobet Palermo che è ancora a secco di punti ma soprattutto è ancora a secco di gol, situazione complicata per la squadra di Cencetti. È una partita tesa perché ci volevamo riscattare, nonostante ciò comunque siamo andati molto bene in campo perché eravamo messi bene, soprattutto a tre in mezzo al campo, eravamo più compatti, ce la siamo giocata, eravamo anche arrabbiati per la brutta prestazione che avevamo fatto l'altra partita, però purtroppo sai, anche un po' la sfortuna del secondo gol, poi verso la fine è venuta a mancare un po' la forza fisica magari. È stato un incontro duro, conosciamo l'Eurobet, l'altro anno ci ha eliminato ai quarti di finale e quindi sentivamo questa partita anche un po' come una sorta di rivincita, è stata una bella vittoria, abbiamo giocato da squadra, i numeri dei giocatori diciamo più talentuosi si sono fatti vedere e abbiamo fatto 3 gol rispetto a loro.